variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora evidentemente Marco Travaglio era un po' geloso di Beppe Grillo e ha deciso di fare dichiaratamente irruzione nel campo professionale di quello che ormai è un avversario, ovvero nella comicità. Ha deciso infatti di sfornare stamattina per i giornalisti del Fatto Quotidiano un editoriale comico, perché così lo vogliamo prendere, se no sarebbe ancora peggio per il direttore Manettaro. Perché diciamo editoriale comico? Perché diciamo, si presenta apparentemente sotto forma di analisi post voto Ligure e dice tra le altre cose che sì, è vero che Conte e il Movimento 5 Stelle sono andati male, ma per colpa del PD, per colpa della Schlein che ha imposto un candidato, diciamo, sgradito alla base grillina. Ora, qui come lievemente immagino sappiate, siamo tutto tranne che dei fan di Elli. Ieri l'abbiamo descritta come una perdente di professione, perché così è, ha vinto le regionali che ha vinto solo in Sardegna di poco, per il resto sono state debacle in serie. Però insomma, quantomeno sui risultati di partito possiamo dire che il PD è andato assai meglio del Movimento 5 Stelle, quindi Conte, se non ha avuto consenso, se non ha riscontrato consenso dei Liguri, è colpa sua e delle politiche che ha portato avanti. Ma il tocco comico di Travaglio arriva a ruota quando dice che gli elettori, questa è meravigliosa, gli elettori del Movimento 5 Stelle non sono come gli elettori del centrodestra o del centrosinistra. Cioè c'è una sorta di superiorità antropologica, no? Vecchio mito della sinistra che Travaglio ricalca sul Movimento 5 Stelle. Perché mentre gli elettori del centrodestra e del centrosinistra digerirebbero anche i sassi pur di governare, visto i precedenti, sostiene Travaglio, quindi è gente di bocca buona, dei cinici, no? Sempre in bilico sul malaffare, gli elettori del Movimento 5 Stelle no. A loro non spaventa fare opposizione perché loro vogliono cambiare la politica, ci ha detto Travaglio. Quindi non sono di bocca buona. Deve essere per questo che negli anni si sono trangugiati Toninelli e i suoi tunnel immaginari, Gigino Di Maio, il diplomatico alla matriciana che collocava la Russia come paese mediterraneo, dilettantismi in serie, l'avvocato, lo stesso avvocato del popolo che passava per strada ed è stato reso leader di questa formazione durante il Covid, sospendeva libertà costituzionali fondamentali con dirette Facebook allestite da Rocco Casalino. Questo non sono mai stati di bocca buona i grillini, hanno sempre proprio mirato alla selezione, al rialzo della classe dirigente, ma soprattutto vogliono cambiare la politica. Sì, in un certo senso l'hanno cambiata, hanno incarnato l'abdicazione definitiva della politica, hanno sdoganato il dilettantismo per cui uno vale uno, per cui chiunque può occuparsi di qualunque cosa, perfino Gigino Di Maio di geopolitica. E quindi come dire, l'hanno cambiata, l'hanno annichilita più che cambiata, hanno rappresentato il funerale della politica, d'altronde il loro slogan, dall'immortale Vaffa Dei con cui tutto iniziò a onestà, onestà, non hanno mai avuto niente di politico, al massimo hanno incarnato la sponda dilettantesca in politica, la magistratocrazia. E quindi insomma lo consiglio, l'editoriale comico di Travaglio, perché sotto diciamo l'apparente comicità in realtà c'è il retrogusto amarognolo crepuscolare, è una sorta di dichiarazione di resa, perché quando gli argomenti sono che gli elettori grillini sono migliori e che vogliono cambiare la politica in meglio, forse la comicità comincia a diventare involontaria. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto